Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Ben ritrovati a tutti amici di LCN Warm Up, siamo di nuovo qui nel nostro studio perché è passata un'altra settimana e per il Lecco è giunto il momento di nuovo di scendere in campo. Domani si giocherà allo stadio Libero Liberati di Terni in una partita che ancora una volta è uno scontro diretto, perché adesso riepiloghiamo un po' comunque quello che è successo negli ultimi giorni. Il Lecco, lo sapete, è reduce da un'altra sconfitta, 3-1 questa volta contro il Cosenza in casa, un'altra partita comunque difficile per i blucelesti che ha lasciato poche notizie positive. È vero, il Lecco, diciamo, rispetto magari ad altre partite più recenti ha costruito qualcosa in più, ha avuto qualche occasione, ma alla fine il risultato è stato ancora lo stesso, ancora una sconfitta con una situazione di classifica che chiaramente si fa sempre più preoccupante e di conseguenza è uno scontro diretto quello di domani in piena regola, anche se adesso la classifica si sta iniziando ad allungare, quindi scontro diretto che significa comunque vedere la Ternana già a +5 in classifica, 25 punti contro i 20 del Lecco, quindi basta questo numero per far capire appunto l'importanza di questa sfida che può diventare forse decisiva, fondamentale per entrambe le squadre. Quindi come ci arriva il Lecco a questa partita? Ci arriva dopo una settimana un po' difficile sotto vari punti di vista, innanzitutto perché molti elementi della rosa sono stati colpiti da un'influenza neanche troppo leggera. Stiamo parlando di Ionizza, di Inglese e anche Capradossi. In più sappiamo bene che domani il Lecco non potrà contare nemmeno sugli squalificati Sersanti e Crociata, quindi due giocatori che in tutta questa prima parte di stagione sono praticamente sempre stati impiegati, e nemmeno su Lunetta, che potrebbe tornare a disposizione per il derby di martedì ma non ha ancora recuperato al 100% dal suo infortunio. Quindi se non è emergenza poco ci manca, perché appunto la situazione non è delle migliori da questo punto di vista. Le scelte soprattutto a centrocampo saranno ridotte all'osso per il tecnico bluceleste Alfredo Aglietti e in generale appunto la situazione non è esattamente delle migliori, proprio alla luce anche della moria di risultati, della penuria di vittorie. Ormai sapete che il Lecco non vince dall'anno scorso, quindi dal Boxing Day, dal match contro il Südtirol del 26 dicembre, quindi c'è davvero bisogno di invertire la rotta, di cambiare. Cambiare, lo sapete, lo si è fatto con il nuovo allenatore che è arrivato, ha esordito appunto con una sconfitta, dando comunque qualche piccolo segnale di cambiamento, ma in settimana, a proposito di cambiamento, sapete bene che si sarebbe o meno potuto assistere a un altro cambiamento all'interno della rosa, nel senso che il Lecco è stato a un passo dall'ingaggiare Kiko Casiglia, portiere spagnolo, ex Real Madrid, grande esperienza internazionale, 3 Champions League vinte, anche se non chiaramente da grande protagonista. La trattativa però, lo ha confermato lo stesso Aglietti oggi in conferenza stampa, non si è poi concretizzata nonostante le visite mediche già effettuate qui a Lecco, perché chiaramente il Lecco aveva bisogno di un portiere pronto fin da subito. Sapete dell'infortunio di Lamanna e delle prestazioni non sempre convincenti in questo periodo di Saracco e di Melgrati, ma appunto il portiere spagnolo non si è reso disponibile, almeno questa è la versione ufficiale, a scendere in campo fin da subito, quindi alla fine la firma non è arrivata. Quindi una settimana intensa. Il Lecco tra l'altro ha ricevuto anche la visita del patron Paolo Leonardo Di Nunno, che ha trasmesso comunque tutta
la sua passione, tutto il suo entusiasmo, la voglia la necessità anche comunque di fare punti, lo ha detto alla squadra, ha chiesto espressamente ai ragazzi di tornare da Terni con un risultato positivo. Vedremo se lo si farà. Come vi dicevo, il tecnico ha un po' qualche difficoltà, diciamo, dal punto di vista degli uomini a disposizione, dovrebbe tornare a riproporre il 4-3-3 che la scorsa settimana ha avuto solo una leggera variante, ma al di là di questo, lo ha sottolineato più volte lui oggi appunto in conferenza davanti ai giornalisti, ciò che conterà sarà l'atteggiamento, che secondo lui in realtà non è mancato nemmeno durante il match della scorsa settimana contro il Cosenza, ma questa volta l'atteggiamento dovrà essere ancora migliore da questo punto di vista per davvero provare a centrare un risultato. Quindi poco conta chi scenderà in campo, in questo caso più che mai, secondo lui chiunque sarà chiamato in causa sarà pronto, e l'importante appunto sarà quella di scendere in campo con l'atteggiamento giusto, di dimostrare anche più cattiveria in avanti, più concretezza, ma anche una propensione, lui vuole una propensione da parte di tutti al sacrificio in fase difensiva. Ne ha parlato appunto in conferenza stampa e vi facciamo ascoltare un estratto di questo suo intervento. È chiaro che la partita contro il Cosenza poi l'avete vista tutti, siamo entrati in campo, abbiamo avuto un'occasione per sbloccarla e alla prima palla abbiamo subito il gol, quindi non credo che abbiamo subito tantissimo sotto l'aspetto tattico, rivedendo anche la partita, o siamo stati in balia dell'avversario, però è chiaro che non si può neanche pensare che gli avversari segnino con una relativa facilità. Dobbiamo rendere loro la vita più difficile, cercare di essere più attenti, più concentrati, al di là poi dopo di chi gioca, al di là del modulo, perché poi non è una questione di moduli o di chi gioca, perché comunque hanno giocato quasi tutti qui a rotazione e i risultati magari non sono stati, per quello che riguarda i gol subiti, un numero soddisfacente, ne abbiamo presi troppo di gol, quindi dobbiamo alzare il livello d'attenzione e, come ho detto dal primo giorno, chiaramente la fase difensiva deve essere ben supportata da tutta la squadra, però poi quando si stringono le maglie negli ultimi 20 metri bisogna alzare sicuramente l'asticella, l'attenzione e non concedere agli avversari quello che abbiamo concesso anche nell'ultimo periodo. Bene, quindi avete sentito le parole del tecnico in conferenza stampa, avete sentito qual è stata la sua lettura anche di quello che è successo una settimana fa a Cosenza, e appunto sappiamo che il Lecco domani dovrà davvero scendere in campo con il piglio giusto, perché ormai la stagione si sta avviando verso la sua fase più calda e non sono più ammessi errori. Non sono ammessi errori nemmeno per la stessa Ternana, che è reduce da in realtà una bella vittoria in casa della Reggiana 2-0, quindi un risultato importante che appunto ha fatto volare la squadra umbra a quota 25 punti. Non una situazione chiaramente che può permettere di rilassarsi, anzi, perché comunque la classifica parla ancora di una situazione comunque difficile, zona calda della classifica, ma appunto magari qualche certezza in più per la squadra di Breda, che era reduce anche in precedenza da un pareggio in un altro scontro diretto contro lo Spezia. Quindi un momento sicuramente più positivo di quello del Lecco, ma anche Breda comunque deve fare i conti con qualche defezione. Poi sappiamo che la squadra umbra appunto ha fatto un mercato importante, un po' come quello blu-celeste, quindi con tanti nuovi arrivi, tanti giocatori che hanno salutato, una squadra che non appunto magari in misura così importante come il Lecco, però ha avuto diversi cambiamenti nelle ultime settimane. Ma per sapere un po' meglio qual è la situazione in casa ternana, vi faccio ora sentire un contributo del collega Emanuele Lombardini, che appunto mi ha riepilogato tutto quello che c'è da sapere in vista della gara di domani. Poi chiaramente
sicuramente alla fine vi proporrò anche le probabili formazioni, però per quello ci troviamo dopo. Ora il recap della situazione. Cari amici di Lecco, un saluto a tutti voi, un saluto a tutti coloro che stanno guardando il programma. Roberto Breda, tecnico della Ternana, ha parlato poco fa in conferenza stampa per presentare ovviamente la partita contro il Lecco e sostanzialmente ha spiegato come la gara vinta contro la Reggiana, Reggio Emilia, abbia dato nuove certezze alla formazione rossoverde, che dopo la partita contro lo Spezia era rimasta un po' scottata dal risultato finale, dalla mancata vittoria, ma c'è stata una grande reazione appunto a Reggio Emilia, con la squadra che ha saputo dimostrare di potersi rialzare bene anche dopo un colpo piuttosto pesante come quello preso alla Spezia. Però ha detto non abbiamo fatto niente, dobbiamo ancora rimanere in trincea, perché io non mi fido del Lecco, non mi fido della classifica del Lecco, soprattutto perché il Lecco, ha detto Breda, non ci dà certezze, non sappiamo quale sarà il modulo con cui la squadra si schiererà, e soprattutto perché all'andata avevamo sofferto per esempio sui lanci lunghi, che sono alcune, diciamo, una delle caratteristiche della formazione lombarda. Detto questo, ovviamente è una Ternana molto diversa a quella che si è presta ad ospitare il Lecco rispetto alla gara di andata. È una squadra ringiovanita, sono arrivati tanti ragazzi, molti dei quali in prestito. È una squadra cambiata che ha ritrovato uno degli elementi di esperienza, che è Andrea Favilli, e che ovviamente dalla gara con il Lecco vuole continuare la striscia positiva per uscire il prima possibile dalle sabbie mobili della classifica. Per quanto riguarda, diciamo, la situazione dei giocatori disponibili, è sempre molto Breda da questo punto di vista è sempre molto come dire abbottonato, però ci sono alcune certezze abbastanza chiare, nel senso che Favasuli si è operato di appendicite, quindi non sarà disponibile per la partita, così come mancherà ancora Viviani, ormai lungodegente a centrocampo, e mancherà anche Jan Zuberek, questo attaccante polacco arrivato a gennaio dall'Inter, che però appunto era arrivato già con dei problemi e che la Ternana sostanzialmente ha prelevato poi in vista della prossima stagione. Mancherà anche Ange Comenan Nguessan, che è quest'altro ragazzo francese arrivato dal Torino e che ancora non è riuscito, anche lui per infortunio, a trovare un posto in prima squadra. Recuperano rispetto alle ultime uscite alcuni giocatori, recupera Pythia, il finlandese, che si era allenato poco nelle ultime settimane, aveva saltato anche l'ultima partita. È disponibile, ha detto Breda, ma per quanto riguarda il suo minutaggio ci sarà poi da capire esattamente quanto potrà giocare, così come anche Filippo Di Stefano, l'altro attaccante prelevato dalla Fiorentina, che è rientrato in gruppo in questi giorni dopo aver saltato alcuni allenamenti per l'influenza. C'è da vedere per quello che riguarda la formazione, perché a mio parere non si discosterà molto da quella che la Ternana ha mandato in campo a Reggio Emilia. Bisogna capire se ci sarà ormai questa consolidata staffetta fra Raimondo e Favilli, quindi con uno dei due in campo e l'altro in panchina poi a darsi il cambio, che penso sarà probabilmente il leitmotiv di questo finale di stagione, anche perché con l'arrivo di Pereiro la Ternana difficilmente riesce a trovare una soluzione diversa. Pereiro non è un trequartista che può, diciamo, dare supporto a due punte. Chi va alla ricerca della purezza,
chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Bene, ringrazio ancora il collega Emanuele Lombardini per questo quadro della situazione molto completo. Tra l'altro vi segnalo che oggi in conferenza stampa appunto mister Breda ha parlato di una partita per cui la Ternana dovrà andare di nuovo in trincea. Ha utilizzato queste parole che ci fanno venire in mente anche un aspetto non propriamente piacevole, cioè la gara di andata. Ricorderete bene che la gara di andata contro la Ternana, giocata allo stadio Rigamonti Ceppi a dicembre, è rimasta decisamente indigesta al Lecco, perché saprete bene, lo ricorderete, magari molti di voi erano allo stadio, che il Lecco in vantaggio per 2-0 all'intervallo riuscì a farsi rimontare perdendo poi 3-2, quindi altro buon motivo direi per centrare un risultato positivo, magari anche una vittoria nella gara di domani. Al di là di questo però appunto anche Breda ha parlato in conferenza stampa e forse ricordando proprio anche la gara di andata ha parlato del Lecco come di una squadra comunque difficile da affrontare e tra l'altro anche un po' imprevedibile in questa fase in cui non è facilissimo in effetti capire in che modo si può schierare con tutti i nuovi arrivati, con il nuovo allenatore. Vi faccio ora leggere un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa proprio per darvi un'idea più chiara del suo pensiero, insomma, in vista della gara di domani. Breda ha detto che fare punti deve essere sempre l'obiettivo, chiaramente, quindi al di là della prestazione. A Reggio, dice, i ragazzi hanno disputato un'ottima prova, una gara che ci ha dato certezze ma non sicurezze. Dovremo essere bravi a leggere determinate situazioni. La partita di domani è complicata per le incognite anche dettate dal modulo che utilizzeranno gli avversari. Possono fare un 4-3-1-2 o un 4-4-2 o rifare il 4-3-3 che è un modulo nel loro DNA. Le caratteristiche che sono intensità, ripartenze rimarranno comunque invariate. La gara richiede più letture diverse. Quindi appunto una lettura della situazione, questa quella di Breda, che fa capire quanto comunque anche la partita sia importante domani per entrambe le squadre. Tra l'altro allo stadio Libero Liberati di Terni le due squadre si sono affrontate pochissime volte, solo due in assoluto, una tra l'altro il 23 di febbraio, era il 1969, 23 febbraio, quindi praticamente siamo esattamente in questi giorni dell'anno. Oggi è il 23, il Lecco giocherà poi domani, e la seconda volta invece risale al 1 novembre del 2007, quindi in tempi molto più recenti. Una curiosità: entrambe le sfide finirono 2-1 per la Ternana. Vedremo se domani appunto il Lecco riuscirà a cambiare anche questo trend. Quindi ora vi lascio con un ultimo spot e poi ci ritroviamo qui per le probabili formazioni, per capire come le due squadre potrebbero scendere in campo. Alla festa voglio il mago pistacchio, la macchina dei popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorno. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tu a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Bene, quindi il punto della situazione per quanto riguarda le due squadre abbiamo già detto tanto. Vediamo ora di vedere proprio schematicamente come potrebbero scendere in campo le due squadre. Per quanto riguarda la Ternana, l'idea è quella di un 3-5-2, quindi con Iannarilli in porta, difesa con Sgarbi, Capuano e Lucchesi, a centrocampo Casasola, Laboico, Amatucci, De Boer e Carboni, in attacco Raimondo e Pereiro. Raimondo si sta alternando spesso e volentieri ultimamente con Favilli, quindi chiaramente anche qua non abbiamo la certezza che poi la squadra scenderà in campo così, ma è un'ipotesi. Come un'ipotesi la formazione del Lecco, ve l'abbiamo detto, per la partita di domani paradossalmente il tecnico non avrà grandissime scelte, nonostante comunque l'ampiezza della rosa, ma le defezioni non sono poche. Possiamo ipotizzare comunque un 4-3-3 con Saracco in porta. La sensazione è che venga preferito anche domani a Melgrati, difesa con Guglielmotti, poi potrebbe esserci Bianconi magari
magari a dare il cambio a Seliak, che tra l'altro non ha giocato neanche settimana scorsa, dando spazio a Capradossi, che però non ci sarà, Ierardi e Caporale. Centrocampo appunto scelte praticamente obbligate con Frigerio, Galli e degli Innocenti. In avanti potrebbero agire Novakovic e Buso insieme a Lepore. Quindi potrebbe essere il numero 32 a completare il tridente offensivo del Lecco, dopo qualche partita in cui invece era stato schierato, lo ricorderete, anche in altre zone del campo. Si potrebbe vedere appunto questa formazione, non abbiamo ovviamente la certezza, ma è la nostra ipotesi. Vedremo domani, non resta appunto che attendere ancora qualche ora, perché il Lecco scenderà in campo domani, sabato alle 16:15 allo stadio appunto Libero Liberati. Vi racconteremo ovviamente la partita in diretta qui con LCN Stadio e poi torneremo qui con il nostro post partita LCN After Match per analizzare tutto quello che sarà successo, gettare uno sguardo anche alle avversarie e proiettarci poi anche verso la prossima sfida, che saprete bene è il derby. Quindi il derby in casa ci attende martedì sera, quindi sono giorni davvero importanti, forse anche decisivi proprio per il prosieguo della stagione bluceleste. Quindi per oggi direi che è tutto, vi ringrazio ancora una volta per l'affetto, per averci sempre seguito. Vi do appuntamento a domani con tutti i nostri programmi sulla partita e ovviamente forza Lecco sempre.